Benvenuti a Castel del Piano, riprendiamo la linea. Questa volta stiamo utilizzando la nostra regia attraverso una piattaforma che utilizziamo un po' da tempo, quindi stiamo andando in diretta sia su Facebook che su YouTube, sempre ovviamente Amiata News. Allora, è iniziato, sono entrati già le contrade in piazza, poi faremo un approfondimento. Adesso cercheremo soprattutto di trasmettere le immagini di questa prova, l'unica prova finora che viene effettuata. Vediamo l'esponimento, scusate, con Jonathan Bartoletti. Allora, parliamo un po' della piazza, una piazza che presenta tanta gente, è la prima delle due prove che erano previste, poi il maltempo ha condizionato, ne abbiamo parlato più volte, ed ora ecco, stanno scaldando un po' i cavalli. Vediamo Vizzicheso con Giuseppe Zed, poi è passato le storte con Antonio Siri, il Borgo con Carlo Sanna e il monumento con Jonathan Bartoletti. Allora, questa è una prova importante perché va a assaggiare la pista una pista che è molto allentata perché fino a questa mattina c'era ancora del fango e poi il vento più da settentrione e un po' di irraggiamento solare, poco, però è stata rimossa la terra, quindi è possibile fare questa prova. Allora, domani mattina, come vi ho già detto in precedenza, vediamo un amore intanto con Jonathan Bartoletti nel monumento, poi One King nel borgo, attenzione, ecco, vediamo le storte con Antonio Siri, con Quanto Vali, cavallo che ha vinto il penultimo palio corsa a Castel del Piano nel 2018 per la contrada del Borgo, sempre con Carlo Sanna che monta comunque sia nella contrada del Borgo, che presenta One King. Ecco, vediamo Vizzichesu con Giuseppe Zed. Allora, diamo un'inquadratura. Accanto a noi Francesco Zanivedi, la voce del palio, che in questi giorni poi proveremo a chiedere qualcosa, una riflessione su questa prova. Potete chiaramente commentare, date dei consigli. Allora, vediamo l'amico per Camillo Pinelli che sta anche lui lavorando. Vediamo l'amico Renzo Bonelli con la sua macchina fotografica, le sue splendide foto. Vediamo, abbiamo inquadrato Antonio Siri con Quanto Vali, la contrada delle storte. Allora, vediamo il palco dei capitani, il mostiere Calamassi, vediamo Jonathan Bartoletti per il monumento.
Allora, i cavalli sono fermi, ecco, vediamo Giuseppe Zedde che con Bizzicheso ha provato una partenza. Allora, ricordiamo una cosa importante: nel palio di Castel del Piano non c'è il controcanape, non c'è un ordine di ingresso, quindi di avvicinamento al canape. Quindi è una mossa molto particolare che per tradizione è difficile che si risolva in pochi minuti, tant'è che alcuni anni fa fu introdotto nel regolamento un tempo massimo per poi, da quel momento in poi, se ricordo bene, 45 minuti, da quel momento in poi il mossiere può dare la mossa, insomma accelerare la mossa. Chiaramente è una situazione sempre un po' complicata perché tutti i mossieri cercano di far partire i cavalli assieme nella speranza che tutti fiancano allo stesso momento. Questo è sempre difficile, però ecco, diciamo, questa limitazione del tempo è stata fatta appositamente per anche per incentivare questo i fantini stessi a farsi trovare pronti all'abbassamento del canape. Allora continuiamo a vedere. Sì, non è una questione di flash, è una questione di, grazie Monia, ma non è una questione di flash, è una questione di sole che sta andando e venendo, e in più è un telefonino, buono che sia. Ecco, la motivazione è quella lì, quindi il motivo è questo qui. Adesso vediamo. Vediamo come andrà questa diretta, perché altrimenti domani faremo una registrata e poi subito lo metteremo su internet. Dico a tutti che la diretta può essere seguita su Nuova Teledea NTI di Canciano Terme, che ha il diritto d'immagine in diretta per quanto riguarda la trasmissione. Stanno tendendo il canape, quindi potete seguire sia sulla pagina Facebook di NTI, se ricordo bene viene trasmessa anche su la Gazzetta di Siena, viene anche News ovviamente, ma anche sul canale digitale 271 di Nuova Teledea, Canciano Terme. Allora vediamo allora, si sta attendendo il canape. Anche qui si entrerebbe in un discorso, insomma, è 2 anni che questi canapi non vengono usati, quindi si è dovuta porre attenzione anche sotto questo aspetto per la conservazione ottimale dello stesso. Allora, vediamo. Ecco, potete vedere che non c'è un allineamento. Adesso quindi il mossiere si limiterà a chiamare le contrade per farle avvicinare al canape e vedremo come va. Allora, questa è la prima mossa dopo 2 anni, ricordiamolo, dopo oltre 2 anni, quindi è un palio della ripartenza. Ricordiamo un palio straordinario che si correrà domani 8 maggio, intitolato a Sant'Isidoro, un santo che a posizione degli agricoltori. Allora, vediamo. Borgo sul grigio, One King, e poi sentiamo, vediamo. Allora, ricordiamo sul borgo Carlo Sanna, parto da lì, essendo l'ultima contrada vittoriosa, Castel del Piano del 2019, con il cavallo del Tetebò che era tra cavalli iscritti.
anche per questo palio straordinario. Poi il Poggio con Pizzichesu e Giuseppe Z con 6 vittorie qui in piazza Garibaldi. Poi Un amore con il Monumento e Jonathan Bartoletti, e poi Le storte con Antonio Siri e Quanto Vali. Cavallo, ricordo, che ha vinto a Casteldelpiano nel 2018 nel Borgo, e l'anno precedente, vedete come quasi si rincorrono le cronache sotto questo aspetto, ha vinto proprio da Antonio Siri, un palio infinito, nel senso che non si riusciva a partire, si concluse a notte con l'illuminazione di piazza Garibaldi, l'illuminazione pubblica. Allora, vedo tanta gente, credo domani sarà una piazza piena. Questo, ricordo, è il primo palio che viene corso quest'anno a Pelo, c'è stato qualche settimana fa il palio a Buti, si corre a Sella, prima differenza, ma la differenza sostanziale è un palio alla lunga. La distanza è circa 300 metri al giro, sono 4, quindi circa 1200 metri. Il palio a Casteldelpiano, ovviamente immersi sangue, e vediamo la mossa di questo palio. Non c'è da attendersi sinceramente molto per le condizioni della pista, quindi i fattini proveranno sicuramente la mossa, soprattutto vedranno la reazione dei cavalli. Vorrei ricordare che Cavalli da Palio è 2 anni che non cavalcano appunto le piste in Italia. Vediamo, c'è il Poggio, qualche goccia d'acqua, Poggio allo steccato, accanto il grigio del Borgo che si è spostato, ora c'è il Monumento accanto al Poggio, le storte più indietro, attenzione, vediamo. Allora, il Monumento avanti, le storte è rimasto fermo, vediamo, la mossa è stata data buona, vediamo il Monumento, vediamo a distanza, le storte è rimasto fermo, vediamo le storte che sembrano non aver accettato, vediamo se c'è qualche problema. Un cavallo si presupponeva esperto. Allora, non credo che la mossa sia stata data buona. Allora, ecco, prima cosa, la mossa non è stata data valida, quindi è il discorso che dicevo in precedenza. Mossiere, il signor Calamassi, si cerca di far partire assieme. Devo dire la verità, ho idea che abbia proprio scartato, no? Ha fatto uno scarto, come non accettare la mossa. Vediamo nella foto. Non ha affiancato proprio. Ecco, stavo rivedendo. Ecco, sì. Non l'accetto, non è il tappino, è il cavallo. Sembrerebbe così. Sì. Poi, perfetto. Ecco, abbiamo visto appena la sequenza con Renzo Bonelli qui, e proprio è stato accettato, ma poi si è bloccato direttamente lì, quindi ancora meglio rivederla, sì, non è stata buona. Allora, dobbiamo premettere questo, probabilmente il giorno del palio questa è una mossa che poteva essere anche data, però qui si sta cercando di ottemperare
ha un problema, che è quello che i cavalli non stanno fatti nelle batterie e non hanno fatto nemmeno la prova di questa mattina, quindi ecco, c'è da provare un po' il tutto. E poi ripeto, sono 2 anni che non corrono e un palio non è una corsa regolare, quindi l'atmosfera è diversa, insomma ci sono una serie di situazioni, c'è il canapé innanzitutto, quindi vediamo ora. Questa è la regia. Ah, ecco. Allora, torniamo qui, vediamo. Ora, vedremo ora se eventuali problematiche magari sono risolte. Vediamo. Le storte, ricordiamo quanto vali con Antonio Siri, poi One King, la grigia con Nel Poggio con Carlo Sanna, Un amore nel monumento con Jonathan Bartoletti e il Poggio con Giuseppe Zed Pizzichesi. Vediamo, i cavalli sono al canape. Vediamo. I cavalli sono al canape, sono tutti allo steccato, girati completamente dall'altra parte. Vediamo Borgo e Monumento, ricordiamo le contrade avversarie. Vediamo, finalmente possiamo anche dire un po' di screzi tra contrade. L'importante però, vediamo ora. Allora, ricordo i 2 fantini, Carlo Sanna per il Poggio e Jonathan Bartoletti del Monumento, 2 contrade rivali, la rivalità più forte che c'è qui in piazza. Vediamo, ricordiamo i colori, rosso-blu con listatura bianca il Monumento e viola e rosa la contrada del Poggio, del Borgo. Vediamo se il Poggio oro e rosso e le storte bianco e nero con la listatura azzurra. Vediamo. Vediamo se ecco. Allora il Borgo questa volta è uscito bene, vediamo se la mossa è stata data valida. Allora, vediamo il Borgo, ecco, vedete come prima era rimasto fermo al canape, ora è affiancato, è uscito per primo con decisione il Borgo con la mossa a quanto sembra. Vediamo se la mossa è stata data valida o meno. Non è stata valida. Non c'è lo scoppio del mortaretto. Allora, io farei in questa maniera, interromperei un attimo, riprendo sulla pagina Facebook direttamente, vediamo.